La pandemia si scatena, boom di contagi, raffica di ricoveri per Covid. L'ospedale San Bortolo di Vicenza segna il record veneto di pazienti in area non critica, ben 105, 14 in terapia intensiva. Tanti, troppi, e anche i parametri che decretano la fascia di rischio per il Veneto si impennano. Il nostro modello ci dice che comunque noi almeno fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita, quindi pian piano ci avviciniamo all'area arancione, che ci permetterà ancora di vivere quasi normalmente perché siamo vaccinati, ma chi non lo fosse comincerà a avere restrizioni non indifferenti, perché significa chiusura dei confini comunali, chiusura di molte attività, cosa che non accadrà ovviamente per chi è vaccinato. Il cambio di fascia adesso è all'orizzonte. In rapida successione il Veneto da bianco è diventato giallo e ora rischia di passare in arancione con tutte le restrizioni e i limiti annessi e connessi. Per questo Luca Zaia si appella ai veneti: usate la massima attenzione. Chiediamo la massima attenzione, so che si vede questa zona gialla un po' come, ma alla fin fine è come prima. Sì, è come prima, perché vorrei ricordarvi, se non avessimo le vaccinazioni saremmo già chiusi, basta guardare i dati. Abbiamo un terzo delle ospedalizzazioni rispetto al periodo dell'anno scorso che aveva gli stessi contagiati quotidianamente. Quindi le vaccinazioni ci permettono oggi di restare aperti. Ai cittadini facciamo appello affinché si proteggano negli assembramenti all'aperto e al chiuso. La guerra al Covid continua e la battaglia di ogni singolo giorno può fare la differenza. Anche le minime sfumature hanno la loro importanza. In una situazione così delicata, pure i tamponi fai da te possono arginare l'avanzata del virus, soprattutto in un momento in cui le festività, da occasione di ritrovo in famiglia, possono diventare un veicolo di contagio. E il CDC, quindi dell'organo della pandemia internazionale, che dice che invita i cittadini ad arrivare anche a utilizzare un semplice fai da te in occasione dei pranzi, dei veglioni, eccetera. È un piccolo sacrificio, però tra un 5 euro e 6 euro di un tampone fai da te e un tubo in bocca in terapia intensiva, scusatemi la crudezza, penso che sia un bel investimento.